È una donna straordinaria, in tutti i sensi, veramente straordinaria. Quindi è emozionante comunicare oralmente i suoi versi. Questi sono soltanto sei poesie che leggo, avrete già notato che leggo con grande emozione, perché è emozionante avere la poetessa qui a due passi. Comunque ci provo. Aspetterò il futuro quando avrò 90 anni. Chi non lo fa si rassegna alla morte. Mordo il tempo, questa bicocca matura, o docile creta per il genio dello scultore. La morte è molto offesa, vedendo che non le credo. Per me il suo passaporto non è valido. Ho troppo da fare qui, vorrà lasciarmi in pace. Sciuperei sottoterra troppo tempo prezioso. La morte l'ha inventata qualcuno che ci ama. Vuole che lavoriamo fingendoci scadenze. Ma dalla finestra si aprono praterie infinite, dove i miei cavallini galoppano a briglia sciolta. Presto finisce aprile, attenta, è lungo aspettare il seguente, 11 mesi. Certo gli altri altrettanto porteranno di dolcezze e sorprese, ma l'aprile è fibbia d'oro che trattiene il mantello dell'anno, è il crocevia dei più cari defunti, è arcobaleno di morte e vita, acqua sorgente e sangue. Congiunge la rugiada della notte a luci d'alba, all'ascesa, allo zenit, l'infanzia viva su ginocchia amate e il sorriso degli ultimi addii. A Carla Fracci. Nulla assomiglia a lei se non l'azzurro girotondo degli angeli in volo. Il suo corpo si sfoglia, la guardiamo anche noi, senza peso di carne. Se venisse la morte con quel passo, bella fine svanire così. Quando dagli occhi ancora vivi sfuma lo sbarramento fra la terra e il cielo. Qualche volta la noia è la rugiada che prelude allo sboccio del fiore. La manda il cielo, sempre attento a noi. È l'ora incerta fra la notte e l'alba. Il fiore capta i segni e si prepara. Forse la noia è una pausa preziosa che rallenta la corsa alla speranza. Pausa del gran respiro, oscuro appello al vento per le vele. Ci rinfresca un buio di navata. Morte dell'albero montale. Noi si dormiva fra i rami in fiore che sbucavano da squarci del terrazzo. Fu estirpato il ciliegio con la gru, come un dente cariato. Solo gli alberi possono morire dentro la terra che li ha visti nascere. E il ciliegio non ebbe sepoltura se non in sé, con scaglie di radici. L'antico cuore. La memoria è una chiave che si infila soavemente nella serratura, stride, graffia, si intoppa. Quel ricordo si rifiuta di essere svegliato, ma se un volto si illumina,
La chiave è la mano dell'angelo e ti guida. Sarà un bel viaggio, senza direzioni, tranne l'antico cuore. Io ne lascerei altre 60, ma mi è stato detto, la regia mi ha detto che mi devo fermare qui. Roma ha bisogno di queste cose. Roma sta vivendo, come purtroppo tutta l'Italia, non solo lei, un momento di gravissimo decadimento culturale, morale, umano. E chi se non la poesia, che cosa se non la poesia può aiutare a riscattare, a recuperare da questo decadimento? Noi siamo a disposizione e ci fa molto piacere che lo spirito di mecenate, anche attraverso l'opera dei nuovi mecenati come Sabrina Aquilani, lo spirito di mecenate torni a vivere in questa sala. Grazie. Ringrazio la poetessa Maria Luisa Spaziani, che ha accettato di essere la madrina di questo rinascente circolo dei poeti, luogo di frequentazione per i poeti, per gli attori e per la poesia. Io ho avuto un percorso diverso da quello che avrei voluto da ragazzo, perché pensavo di fare l'artista, mi piaceva scrivere musica, scrivere poesie, eccetera. E anche Mecenati in questo, dico, mi somiglia un po', perché lui è stato un poeta e un letterato, ma diciamo che minore rispetto a tutti coloro che lui ha sostenuto. Quindi io sono dietro tutti coloro che vorranno frequentare questo luogo e che vorranno rafforzare questo concetto del circolo dei poeti, però con un mio ruolo in due direzioni. Uno, quello di voler crescere anche come cultura della poetica, e l'altro quello di dare opportunità veramente a tutto il pubblico e magari con un eco che uscirà fuori da queste mura. Diventi non soltanto a orario fisso un punto di convergenza dei poeti di Roma, ma considerarlo un pochino casa loro, se sarà possibile, uno di quei posti dove si va per fare anche quattro chiacchiere con i poeti, amici o non amici, no? Dove si può eventualmente parlare privatamente, come si può anche salire su questo bellissimo podio e parlare di cose che in quel momento ci stessero particolarmente a cuore. Vedo che quasi tutti, il 90% dei presenti sono amici cari, io li saluto e spero che questa diventi un pochino la nostra casa. Grazie.